Il PD siciliano ha tirato la spina alla giunta Crocetta, ma già c'è chi lavora per provare a riparare il cortocircuito. L'azione parte da Agrigento, in primis da un gruppo di amministratori comunali targati PD che chiedono la riapertura di un tavolo di confronto tra partito e governo per continuare, dicono, assieme a portare avanti il processo di cambiamento in Sicilia. E per scongiurare la crisi politica alla regione scatenata dal PD dopo il no del governatore alla richiesta di rimpasto, in azione anche un gruppo di sindaci del territorio agrigentino con in testa quello di Favara, Rosario Manganella. Credo che sia un errore grossolano proprio nel momento in cui la Sicilia ha bisogno di unità, di essere rappresentata ai massimi livelli, sia nel rapporto con il governo nazionale e anche nei confronti dell'Unione Europea, per poter ottenere sempre una fetta più larga di finanziamenti europei. Sindaco, però io le chiedo questo, svestendo gli abiti istituzionali e indossando quelli della componente Renzi, lei ha aderito, ha sposato il progetto del sindaco di Firenze, ecco, sotto questo aspetto, sotto l'aspetto squisitamente politico, qual è la sua riflessione? La mia riflessione è che ci troviamo di fronte ad un partito in Sicilia che non ha una classe dirigente all'altezza della grave situazione economica che sta attraversando il nostro Paese. E le dinamiche in corso a Palermo potrebbero avere inevitabili ripercussioni a Palazzo dei Giganti in vista dell'annunciato rimpasto del sindaco Zambuto appena approdato al PD via Matteo Renzi. A rischiare la poltrona di assessore Giuseppe Di Rosa, consigliere comunale del megafono di Crocetta, ma lui si sente tranquillo. Sono l'espressione della gente, ho ricevuto 351 voti, sono il vicepresidente del Consiglio Comunale di Agrigento, ho mostrato senza l'esborso di nessun euro di poter fare bene per la città, l'iniziativa Villa del Bonviglio è una delle iniziative, i miei interventi in ogni mia iniziativa ritengo siano ben accette dalla gran massa della gente, non ritengo che possa esserci assolutamente. E poi vorrei ricordare una cosa a tutti, il sindaco andrà a fare una giunta, l'andrà a fare da PD perché ormai lui è PD, ma dovrà trovare gli equilibri anche in Consiglio Comunale. E Di Rosa, tralasciando in questo momento la questione rimpasto, alla vigilia della seduta di Aula Sollano dedicata al nuovo corso sulla questione dei rifiuti, lancia una iniziativa. Il cittadino adottando un cane potrà adottarne un massimo di 2, con una potremmo, questo lo faranno i nostri uffici, però io così, avendo studiato altri comuni come hanno adottato la cosa, potremmo fare 500 euro per un cane, 750 per 2 cani, tu dovrai documentare l'esistenza in vita del cane all'inizio dell'anno e il tutto potrà andare a essere esentato dal pagamento delle tasse comunali, oggi si chiama TARES.